Video un po' particolare perché credo a causa del freddo la GoPro si è impallata e quindi ho perso circa il 30% del girato, però in questo video cercherò di spiegarvi quello che vedreste facendo il sentiero della Valle dei Musi partendo dal plan dei ciclamini e un'intervista del tutto casuale fatta con il proprietario dell'agriturismo La Allegra e la genialata che si è inventato, quindi sigla! Feeling free. Ciao a tutti, oggi siamo a Passo Tanamea sopra Tarcento e faremo il percorso circolare della Valle dei Musi. Via si parte! Allora, lungo la passeggiata abbiamo avuto una sorpresa meravigliosa. Ci siamo fermati all'agriturismo La Allegra, Allegra, una L sola. ok, dove abbiamo mangiato una crostatina buonissima. Siamo stati accolti dal titolare che gentilmente ci ha spiegato un pochino quello che è stato il suo percorso e l'apertura di questo locale. Allora, questo locale è aperto da circa 2 anni, giustamente? 2 anni, novembre 2019. Benissimo, e voi cosa fate? Abbiamo una piccola azienda agricola, produzione mista, abbiamo animali bassacorte, pecore, ma non latte, li usiamo principalmente per la carne. Sì. Gli asini non sono da produzione, sono mascotte, abbiamo un po' di raccolta di frutti, facciamo marmellate, facciamo sciroppi, quant'altro. Benissimo, allora io... tutto all'agriturismo. Esatto, allora io ho mangiato la crostata con la marmellata fatta da loro e ragazzi vi assicuro è eccezionale, veramente. Bene, bene. Allora, poi tra l'altro nelle varie cose ci ha spiegato che ci sono delle casette, quante Sì. sono? Abbiamo installato in realtà non da novembre del 2019 ma da maggio, sono operative 2020, 4 casette, sono in legno, completamente in legno, con il tetto in vetro, quindi si dorme quasi come se sembrasse di stare all'esterno. Che figata! Si guarda tutto il panorama intorno, si guarda le stelle se ci sono, si guarda la pioggia se c'è, la nebbia, è un contatto diretto con la natura, quello era l'idea. Bellissimo, e allora questa è una genialata perché voi prendete, arrivate qua con il sacco a pelo e siete in una esatto, siete in una situazione come in una tenda, però con dei comfort ovviamente decisamente aggiunti. Diversi, certo. Abbiamo già il materasso all'interno, si è staccati completamente da terra, quindi non c'è l'umidità del terreno che viene fuori, poi comunque la casetta è in legno, per cui... E vi addormentate sotto le stelle. Esatto. Bellissimo. Da specificare, d'inverno sono disponibili, ma non sono assolutamente né isolate né riscaldate, per cui uno deve venire convinto di affrontare per gli uomini veri, la sì, stessa sì. temperatura esterna che può andare giù anche parecchi gradi sotto zero. Bellissimo, va bene. Allora ragazzi, queste sono informazioni che noi vi diamo lungo il cammino. D'inverno siamo aperti sabato e domenica, d'estate ci siamo tutto il giorno. Il vostro sito è? Pagina Facebook La Allegra, sempre con una L sola, o cercando su Google Agriturismo La Allegra viene subito fuori. Ok, bene, allora noi ci siamo trovati benissimo e ve lo consigliamo assolutamente. Grazie. Adesso vi mostreremo un po' quello che c'è intorno.
Bene, allora per fare questo percorso noi siamo partiti da Tarcento, abbiamo preso la strada che porta a Passo Tanamea e abbiamo parcheggiato la macchina qui al Plan dei Ciclamini. Da lì inizia il sentiero della Valle dei Musi ed è un sentiero che, per quanto sia facile e con un dislivello minimo, non è mai noioso, anzi è molto divertente e simpatico. Noi l'abbiamo percorso fino ad arrivare a Simaz, poi da qui abbiamo preso questa stradina che ci ha portato alla strada principale, dove l'abbiamo attraversata e abbiamo incominciato a prendere una mulattiera che inizia in salita fino ad arrivare alle casere Chiasalizza, che sono queste. Da qui in poi il sentiero è costeggiante la montagna fino ad arrivare al bivio col 710. A questo bivio qua il percorso va in discesa e vi riporterà fino al Plan dei Ciclamini, dove avete lasciato la macchina. Allora, è un percorso che noi vi consigliamo quando non volete fare troppi chilometri. Sapete che ha nevicato a bassa quota e quindi potete godere di una situazione di neve vicino a casa. Con questo il video termina, noi vi rimandiamo ai prossimi, vi mandiamo un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca, un grandissimo saluto a tutti, ciao ciao!